Sulla caserma dei carabinieri, no, il maresciallo arriva dentro, no, trova l'appuntato in ufficio, no. Oh, buongiorno appuntato, oh, buongiorno signor maresciallo. Allora, oggi tutto a posto qua, tutto bene? Beh, tutto bene, stamattina c'è stato un omicidio. Un omicidio? Sì, in via Giovanni Pascoli, al numero 24, si è già partito da colleghi, si è là sul posto, si è già là. Ma cosa c'è successo? Ah, guardi, una signora presa dalla furia, dalla collera, la cacco passo Mario, con 40 corteade, la che da una lama lunga così. Ah, signor. E dopo è ancora contenta col matare quel che tira la pasta. La che dà tante di quei pacche, ma tante di quei pacche, la che ha spaccato tutti gli ossi dappertutto, la che ha rotto l'impugnatura. Oh, signor. E dopo è ancora contenta, la sentava fuori insieme al rimorchio, ma che c'era una motosega di quei a benzina. La che ha messa in moto, la sentava dentro e lo ha segato a occhi. Ah, Maria Vergine! E dopo cosa che ha fatto? L'ha aperto il tappo della benzina, l'ha buttata sopra, l'ha cagata a fuoco. Oh, mamma mia, sta femmina! Ma cosa gallo c'ha fa? Ma si riesce a capire il motivo di tutta sta collera, tutto sto odio nei confronti del marito? Sembra che la signora, la che avesse appena finito di lavar per terra, già era tutto bagnato, la che aveva spassetto messo in parte lì, e già era tutto bagnato per terra. Sembra il marito con questi vai sporchi da terra che era appena arrivato al campo, e lì che cammina sola, che cammina spanissa a terra dappertutto sul bagnato. Ah, mamma mia, ma pa sta roba qua, tutto sto odio, tutta sta collera verso il marito, pa sta roba qua, ma i colleghi che si trova lì, ma la Galicia arrestata? Ancora no, Salo, ancora no? Ma cosa aspetti lì? Io devo aspettare che si su che partera.